Mario Ruggero è un eroe o un assassino secondo lei? Ma io, guardi, è una vittima. È una vittima di un sistema che traballa. Ripeto, dopo 11 anni ci parlava di Far West e non ho visto cambiamento. Non ha dubbi il benzinaio di Ponte di Nanto che nel 2015 intervenne sparando e uccidendo uno dei rapinatori nell'assalto di una gioielleria. Un caso che fece discutere allora, per cui alla fine dell'istruttoria però non venne rinviato a giudizio perché la sua azione si svolse in concomitanza dello scontro a fuoco con i banditi. Una dinamica diversa del caso Ruggero, per cui però Graziano Stacchio evidenzia una profonda ingiustizia nei confronti dei familiari dei criminali uccisi. Il risarcimento è una cosa inaccettabile, non dovrebbe neanche esistere, dovrebbe essere retrattiva quella legge lì, perché quella lì alimenta solo il fattore economico ai tribunali e mette in discussione l'integrità delle persone, perché dà un senso di sicurezza in più alla criminalità e non va bene questo. In questa fase storica di aspre polemiche, in cui anche la politica nazionale è scesa in campo a commentare il verdetto dei giudici, resta la questione della grazia richiesta al capo dello Stato. Io non l'ho mica firmata la grazia, la chiedo espressamente, perché Ruggero secondo me potrebbe andare agli arresti domiciliari o può andare anche in una zona. Chi è? Cos'è Ruggero? È una persona finita moralmente? Moralmente ed economicamente è una persona finita? Metterla in galera mi sembra anche praticamente un'esagerazione, ecco.